tutti ragazzi, direttamente dal soggiorno di casa nostra. Benvenuti alla terza puntata dell'Io Resto a Casa Show. Applausi, 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 applausi. Sigla! Applausi, applausi, applausi. Questo è un momento un po' particolare, dobbiamo stare in casa ad aspettare. Se la TV ti annoia o ti avvilisce, tranquillo, prima o poi tutto finisce. Io resto a casa show e mi divertirò, sarà un piacere essere asociale. Io resto a casa show e mi rilasserò finché non tornerà tutto normale. Pochi giorni fa è uscita la notizia che a causa della quarantena in Cina c'è stato un boom di divorzi. Ma da noi ride, io veramente sconvolto. Pochi giorni fa è uscita la notizia che in Cina a causa della quarantena c'è stato un boom di divorzi. Ma da noi in Italia le coppie, la costretta convivenza la stanno vivendo in armonia e amore. Lo fanno vedere Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco. Applausi, 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 applausi. Ernesto, basta stare sul divano, hai capito? Devi lavorare, dai. No, l'aspirapolvere no, l'ho passata già ieri. Ieri, oggi e se il caso pure domani. Mamma mia. E anche i piatti. Ieri, oggi e anche domani. Ma pure il letto. Stasera andiamo a quel caro scusamarriere. Ieri, oggi. E anche domani. Bravo. E anche il cesso. Ma se non abbiamo né cagato e manco pisciato. Ieri, oggi. E domani. E domani. Tu non vai da nessuna parte, resti a casa, Ieri, oggi e domani. Non sogno un cui noto io. Però restiamo a casa che è meglio. Amore, promettimi che fra di noi non succederà mai che ci litighiamo in questi giorni. No, perché io ti ignoro. No, ma mignona. Ignora. Oggi è una puntata un po' dislessica. Amore, promettimi che non ci litigheremo mai fra di noi. Non ti preoccupare, tanto io ti ignoro. No. Torna lui che nonostante il coronavirus continua a fare una vita mondana a casa. Fabrizio Sansone. Come vedete qua in discoteca la vita cammina normale, io del coronavirus me ne frago, perché la cosa più importante è avere 25 anni e stare fuori a vivere la vita per commediana. Bando sopra il boost su corona, ma che me ne fraga. Veramente indecente questo personaggio, vi chiedo scusa. Io da Stasera parte- fra i nostri ospiti abbiamo un cantautore Attenzione. siciliano, indie, fighissimo. No, c'entra Sicuramente fighissimo. lo conoscerete, signore e signori. Mameli, applauso! Il coronavirus non ci ucciderà, ma per uscirne salvi dobbiamo stare a casa. Comprate videogiochi o fumatevi l'erba, basta che non uscite neanche per fare la spesa, e vedrete che contando i giorni scenderanno anche tutti i contagi. Quindi adesso che c'ho un po' paura, guarderò, io resto a casa show. Na 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 na. Guarderò, io resto a casa show. E va bene signori, è arrivato il suo momento, il momento di lei che ha deciso di essere ormai l'ospite fisso dell'Io Resto a Casa Show, signore e signori, Eva Tana! Eva, ciao a tutte carissime manine disinfettate. Sì, Eva, come stai trascorrendo questo tuo periodo di quarantena? Ma insomma, io per ora essere un poco triste perché mi manca il mio fidanzato, Nello. Minchio Nello. Vabbè, ti mancano i suoi abbracci, il suo affetto. No, veramente a me mancare solo. Non fare gesti, vabbè, l'abbiamo capito. Come stai compensando la sua assenza? Mangiando. Ah, bene, cosa mangi per ricordare? Premiani salame. Pubblicità. E allora zio, oggi l'offerta prevede la mascherina a spesa. Tu te la metti e vai a fare la spesa, Prima mi ha scritto uno e mi fa: ma se io la compro il pacchetto di cosa costa? E io gli ho detto 24,50 €. L'offerta. E torna a stare con noi la nostra cantautrice siciliana preferita. Soltanto che ieri era solo col suo chitarrista, oggi si puntò tutto complesso. Signore e signori, Giulia May!
La cosa migliore che tu possa fare è rimanere a casa tua. Io resto a casa. Che meraviglia, grazie a questa splendida cantautrice Giulia May e il suo complesso, A grazie. proposito di cantautori, Sì. c'è purtroppo qualcuno che in questo periodo non riesce più a scrivere canzoni d'amore. E ce lo fa vedere lui, il nostro uomo sigla, Fabio Fabio Raccuglia. Raccuglia. Applauso. Ti bacerò la bocca, ti stringerò la mano, no, la mano no, ti porto a cena fuori, non può essere, amore, non lo so, credimi sulla fiducia, che ti devo dire. È arrivato il momento di introdurre una nuova rubrica nel nostro Io Resto a Casa Show. Visto che siamo tutti a casa e pieni di spesa, abbiamo contattato uno chef che ci consiglierà cosa cucinare a casa. Signore e signori, chef Ciccio. Vai! Buonasera a tutti, io sono Chef Ciccio e oggi vi propongo una ricetta street food palermitana, ovvero le crocchè. Seguitemi e vi mostro tutti i passaggi. Ciao! Cominciamo, per prima cosa pulire bene le patate vecchie e subito dopo metterle a bollire in acqua non salata. Una volta cotte schiacciamo le patate, io ho usato questo, voi se non l'avete in alternativa anche un passaverdure. Ho inserito fecola di patate, sale, pepe, uovo sbattuto e menta tritata. Ed ecco qui le crocchette. Adesso le friggiamo e ovviamente mangiamo. Ciao! E adesso per concludere finiamo in bellezza con 4 nostri carissimi amici. Solitamente li vedete urlarsi fra un balcone e l'altro, ma oggi invece vogliono cantarci qualcosa. Signore e signori, I quattro gusti! Applauso! Viva! 1, 2, 3, 4. Il tempo va e passano le ore. Stiamo a casa anche se di malumore. Adesso ci facciamo una bella dormita, sperando che prima o poi questa storia sia finita. Oh, una bella dormita. Oh, ragazzi, sto cercando di dormire, per favore. La nostra terza puntata dell'Io Resto a Casa Show finisce qui, però ci vediamo domani. Ragazzi, continuateci a seguire, ci vediamo domani. Io resto a casa show. Applauso. Grazie. Grazie, a domani, mille, ciao. Grazie. Io resto a casa show e mi divertirò, sarà un piacere essere asociale. Io resto a casa show e mi rilasserò finché non tornerà tutto normale.